Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv, di mercoledì 29 luglio 2026. L'Iran lancia missili contro forze statunitensi in Medio Oriente. Il CENTCOM riferisce che sono stati tutti intercettati, mentre le guardie rivoluzionarie rivendicano l'attacco a 3 petroliere nello stretto di Hormuz e il greggio sale. Sul fondo europeo SAFE, la Lega chiede che l'ultima parola spetti al Parlamento e indica come priorità sicurezza, infrastrutture e piccole imprese. Dopo l'assalto ai cantieri della Torino-Lione, la Procura chiede il carcere per 2 ventenni tedeschi. Oltre 3.300 gli identificati, con fogli di via, DASPO e allontanamenti. Aumentano nell'Unione Europea i minori identificati come vittime della tratta. Sotto le Alpi cadono gli ultimi diaframmi. Le gallerie ferroviarie del Brennero uniscono Italia e Austria. E il turismo italiano accelera verso agosto. Occupazione alberghiera attesa al 71% e clientela straniera in crescita. Queste le notizie. Iran attacca, missili su base USA. Petroliere colpite, schizza il prezzo del greggio. Missili iraniani contro forze statunitensi in Medio Oriente. Il CENTCOM parla di un attacco a sorpresa e riferisce che tutti i vettori sono stati intercettati. La Giordania dichiara di averne abbattuti 5. Le guardie rivoluzionarie hanno inoltre rivendicato tramite Tasnim di aver colpito 3 petroliere a Hormuz. Mancano conferme indipendenti su danni e identità delle navi. Alle 8:08 il WTI saliva del 3,55% a $82,07, il Brent del 3,59 a $87,11. Rotte ed energia significano costi per famiglie e imprese italiane. SAFE, l'ultima parola alle Camere. Lega, priorità fondi a sicurezza e PMI. 14 miliardi e 900 milioni sono stati prenotati non spesi. Antonio Tajani ha precisato che l'Italia ha prenotato i fondi europei SAFE, ma deciderà entro fine anno quanto utilizzarne. Sono prestiti da restituire, non contributi a fondo perduto. La Lega ribadisce che l'ultima parola spetta al Parlamento. Massimiliano Romeo indica sicurezza interna, confini, infrastrutture strategiche, cybersicurezza e sostegno alla filiera italiana, soprattutto alle piccole imprese. Sono proposte, non destinazioni già approvate. Contano progetti e ritorno concreto per sicurezza e industria nazionale. Scontri no TAV, 3.300 identificati. Carcere chiesto, espulsioni e DASPO. Oltre 3.300 identificati, 16 fogli di via e 9 DASPO urbani. È il seguito dell'assalto ai cantieri della Torino-Lione, dopo il ferimento di più di 120 agenti. La Procura di Torino ha chiesto il carcere per 2 ventenni tedeschi, indagati per devastazione, lesioni e resistenza. I 2 negano ogni addebito. La decisione del giudice è attesa oggi. 2 giovani tedesche sono state allontanate dall'Italia per 3 anni. Adottati provvedimenti anche verso attivisti francesi. Le responsabilità saranno stabilite dalla magistratura. Manifestare è un diritto, assaltare agenti e cantieri non lo è. Aumentano i minori vittime di tratta. Nell'Unione Europea identificate 1.555 vittime. 1.555 minori vittime di tratta sono stati identificati nell'Unione Europea nel 2024, contro 1.358 l'anno precedente. In Italia sono stati 65. Save the Children invita a distinguere. Una vittima identificata non coincide con una segnalazione o con una persona presa in carico. Nel primo semestre 2026, le segnalazioni italiane su minorenni sono state 95. L'aumento può indicare anche una maggiore capacità di far emergere i casi, ma richiede protezione delle vittime e fermezza contro chi guadagna sulla loro fragilità. Brennero. Cadono i diaframmi dei tunnel.
Italia e Austria finalmente unite sotto le Alpi. Italia e Austria sono ora unite sotto le Alpi dalle due gallerie ferroviarie principali del tunnel di base del Brennero. Con l'abbattimento degli ultimi diaframmi, gli scavi partiti dai due paesi si sono ricongiunti. Il Ministero delle Infrastrutture e Matteo Salvini sottolineano il valore strategico dell'opera. Più merci dalla strada alla ferrovia e un corridoio scandinavo-mediterraneo più forte. Per l'Italia significa collegare meglio porti e distretti produttivi ai mercati europei. Non è ancora l'apertura della linea, restano impianti, collaudi e accessi. Ma è un passaggio decisivo, da misurare su tempi, costi e risultati. Turismo, l'Italia corre. Agosto al 71%, più stranieri. Agosto parte con prenotazioni in crescita. Secondo un'indagine di Confindustria Alberghi fra le aziende associate, l'occupazione attesa è del 71%, oltre 6 punti sopra il 2025. A Ferragosto sale al 72%. L'Italia risulta prima in Europa per saturazione delle prenotazioni online. Il 58% delle strutture segnala una clientela soprattutto straniera. Mare e laghi tengono meglio. Il campione non rappresenta automaticamente tutto il comparto, ma conferma l'attrattività italiana. La prova sarà trasformare le presenze in valore per imprese, territori e lavoro stagionale regolare. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. TAV, cantieri avanti. Mauceri, opera chiave per l'Europa. Dopo la violenza, il cantiere. La Torino-Lione procede secondo il cronoprogramma e gli assalti non ne fermeranno la realizzazione. È la posizione di Calogero Mauceri, commissario straordinario del governo, intervistato oggi da ilsussidiario.net. Mauceri indica 11 cantieri fra Italia e Francia, 3.500 addetti e scavi al 30%, per 49 chilometri. A Chiomonte l'investimento vale 1 miliardo e dovrebbe coinvolgere 700 lavoratori. Tutti i lavori civili del tunnel sono affidati. Sul territorio italiano sono in corso gare per 1 miliardo e 100 milioni. L'opera deve misurarsi con costi e territori. Il costo a vita intera è salito a 14 miliardi, anche per materie prime, energia e inflazione. Sulla tratta Avigliana-Orbassano-Bivio-Pronda è aperta la conferenza dei servizi per un investimento da 3 miliardi. I comuni possono intervenire su cantieri, viabilità e ambiente. Le obiezioni sui volumi delle merci e sull'impatto ambientale restano legittime. La definizione di opposizione, preconcetta e ideologica, è di Mauceri. Ma il dissenso si esprime con strumenti democratici, non con incendi. L'opera si giudicherà su avanzamento, benefici logistici, rispetto dei territori, tempi e spesa. Energia. L'Europa è troppo fragile. Sapelli. Lo sconto sul diesel non basta. Il petrolio torna a salire e una misura temporanea alla pompa non elimina la vulnerabilità europea. Nell'intervista pubblicata oggi da ilsussidiario.net, Giulio Sapelli definisce inevitabile, ma soltanto palliativo, il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio previsto fino al 6 agosto. Per Sapelli, la criticità più profonda è la raffinazione. L'Europa ha ridotto la propria capacità, mentre le guerre colpiscono impianti e rotte. Legge quindi positivamente l'acquisizione di Blue Nord da parte di Vår Energi, controllata norvegese di Eni, che rafforza la presenza nel Mare del Nord. Dipendere da poche aree o da una sola tecnologia espone imprese e famiglie. L'aumento dell'energia produce inflazione da offerta. Alzare i tassi, sostiene Sapelli, frena investimenti e consumi senza creare capacità industriale. Se il mercato interno si restringe mentre salgono materie prime ed energia, stagnazione e inflazione possono sommarsi. Le critiche all'Unione Europea e alla Banca Centrale sono valutazioni di Sapelli. Il criterio concreto resta energia affidabile, prezzi sostenibili, produttività e salari che crescano insieme. La politica energetica si misura su bollette, competitività, potere d'acquisto e autonomia delle forniture. E con questo si conclude anche il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, 29 luglio 2026.
Grazie di averci seguito e state con noi. Gli aggiornamenti proseguono sui nostri canali. L'appuntamento per una nuova edizione è per domani, sempre alla stessa ora e sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il